Mandi, Fruz, come stai? Io sto bene. Io sono qua perché sai preparare una lezione per imparare che si saluta per furlan, come per esempio mandi tra amici o mandi quando tu vas via. Oppure per insegnare qualche auguri che si può fare di lungo una giornata, come per esempio buondì, buonasera. Oppure gli auguri che tu puoi fare di lungo l'anno, come per esempio buon Natale, buone Pasche e tanti altri. Buona visione, si vediamo dopo. Il saluto, lui, doprat per furlan, soprattutto tra amici e parenti. Ale, mandi! Quando invece tu sei da ora la vie, o podes dire, aman. So sei da ora la vie, o podes dire anche, mandi. Arriviotisi. A mattine si dice buondì, soprattutto a persone importanti o che non sono amici, come per esempio al dirigente. Di sera si dice buonasera. Prima di là dormì si dice buonanotte. Buonanotte. Di notte, quando l'orologio al segno così si dice niege notte. Se sei da ora a mangiare, l'orologio al segno così si dice misdì. Quando caltà che un new fan tu dici buon principi dall'anno. Quando tu finissi si eins ti dici buon compleanno. O tu lo dici anche tu a cui cal finissi eins buon compleanno. Prima di gustà, buon gustà. Prima di cene, buine cene. Prima di mangiare si dice buon appetit. Qualchidun al dis anche buon pitic o buon pro. Quando arriva la Pasche si dice buone Pasche. Ai 25 di dicembre si dice buon Nadal. Veso capite la lezione, Fruz? C'è deseso, per esempio, a un vostri amici per salutarlo? Bravs! Mandi! E se invece tal passe il vostro dirigente? C'è molto faseso per salutarlo? Bravs! O dises, buondì! E ai 25 di dicembre, quali sono l'auguri che avete di fare ai vostri amici o ai vostri parenti? Bravs! Buon Natale! E c'è diseso a qualchidun prima di scominciare a mangiare? Bravs! Si dice buon appetit o un po' più difficile buon pitic.
o se stas un'evore braus fruts. Tornait a vio di quest video o tornait a vio di altri video di mestre Daria Miani. E mettete un mi piace e si vedin alla prossima lezione fruts.